Ed eccoci qua, si ritorna nella rubrica dei cuori solitari per comunicarvi una cosa veramente importante. Abbiamo qui Giuseppe, 39 anni, di Trapani, che è costantemente in cerca dell'anima gemella e che fino ad oggi purtroppo non l'ha trovato mai, che gli è successo una cosa veramente grave. Che cosa è successo, Giuseppe? È successo che io da un anno in qua ho conosciuto Un'amica, chiamiamola un'amica. Sì, amica, sì. Proprio amica. Vi siete frequentati? Che stavo accanto a casa mia, ci siamo frequentati. Lei praticamente mi voleva, però io ho detto no. Sì. Però E tu hai capito che tramite questa frequentazione non andavate tanto d'accordo? sì, di più come amicizia. Sì. Ora lei E quindi stavi cercando di tagliare. Sì, tagliare. la cosa, sì. giusto? Solo che Solo che poi fin dall'inizio lei diceva mi diceva che voglio bene come un fratello, di qua, di là, ti rispetto veramente, cos'è. Ora lei sabato se n'è andata, che era traslocato. Sì. E da quando è che se n'è andata io tipo la volevo sentire, chiamare, anche parlare così come sta. sempre a titolo di amicizia. No, sempre a titolo di amicizia, anche lei però anche ha avuto problemi, tipo magari tipo, mi preoccupavo per lei. Esatto. E Però lei diciamo l'ha mi presa chiedeva- male. L'ha presa tipo male, però mi chiedeva la telefonata. Tipo. Sì. Ora poi stamattina quando andavo qua a Via Fardella, visto per Piazza Martingheria, l'ho vista che aspettava l'autobus per andare a Valderice. Esatto. E la volevi salutare. E la volevo salutare e gli ho fatto tipo così, ho detto ciao e mi fa non mi devi toccare. Ci ho fatto così per chiarire, almeno vieni chiariamo e parliamo. Cioè, e invece lei ti ha alzato le mani. La seconda volta ci ho riprovato, lei poi fa no. Ti ha alzato le mani. E mi ha alzato le mani e mi ha pizzato Niente. ho preso un pugno. Ti ha pizzato un pugno e mi hai detto che tu fino a questo pomeriggio stavi con sì. il ghiaccio in testa. Sì, poi mi ha pizzato un pugno proprio. Esatto. Cioè è una cosa impressionante. Cioè, ora se lei veramente ci teneva e mi rispettava veramente, Certo. come ha detto all'inizio fa no, ma è Peppe fa non giocare mai le maniere del mai. Certo. E io l'ho visto, e questa è la prova. Ma non è che magari che questa ragazza ha visto il tuo ex annuncio che tu hai fatto, che magari. No, non l'ho mai visto almeno io. Cioè, lei proprio così di Non mi ha punto in mai bianco si è arrabbiata e ti ha alzato le mani. Perché io volevo fare pace con lei. Esatto. Non l'ha presa bene. L'ha presa bene, via. Esatto. Poi tra l'altro lei è pure un tipo un poco nervosa, sciarrira e. Esatto. Forse tu per questo volevi tagliare magari. Sì. Perché magari essendo Avevo capito, troppo sì, nervosa poi dice sì. meglio qua E che va. taglio. Fino a che mi fa diventare infatti. tutto nero, meglio evitare. Oggi ci ho riprovato, però. Mi ha detto 10 volte te ne va, io non mi sono andato perché di lei non mi spaventavo. Certo. Però io ma nelle ragazze non ne faccio, se Certo. che se no mi si è sciarriato. Certo. E la piglia pizzavo. Mi dispiace, sono cose purtroppo queste che dispiacciono, specialmente quando un bravo ragazzo come te le prende così forte da una ragazza. Io non ho mai stato male alle ragazze, Cioè, mai. amiche telespettatrici, donne che state guardando Giuseppe, io posso capire che Giuseppe è un bravo ragazzo, Il ragazzo con me non lo trovate. che non alza le mani, che rispetta la donna ed è pronto a prenderle, però insomma vai, diciamo, va. Io capisco che è pronto a prenderle, però no così, Sì, non si sì. fa così. Se veramente tu ci tieni veramente non ragiona, parla, Certo. dice no, a Peppe. Si ragiona con la bocca, non con le mani, cara ragazza. C'era bisogno di dare queste botte a Peppe. Peppe, ripeto, è un bravo ragazzo, non reagisce, insomma si comporta bene. Non è assolutamente giusto, non è corretto, dico bene? E infatti io gliel'ho detto, lo dico là in TV, lo dico. Perché c'è l'amica, io con video non ne ho, poi c'è l'amico suo che l'altra volta mi ha visto. E noi siamo qui appunto per comunicare questa notizia e soprattutto far sapere a queste donne, a queste telespettatrici che in questo momento ci stanno guardando che tu ancora sei libero. Ancora sono libero. È giusto? Non è che sei fidanzato. No, nessuno. Quindi se qualcuno ti vuol chiamare per farsi fidanzata con te, con un bel ragazzo, soprattutto un bravo ragazzo come te, lo può fare. Sì. Tramite il tuo numero di cellulare, Sì. che tu adesso dirai. Sì. Vai. Il mio numero di cellulare è 342 683 72. Ripeti numero per numero. Allora 342 683 72. Perfetto, per cui amiche telespettatrici, Giuseppe è qui, ha 39 anni, è un bravo ragazzo, viene di Trapani e sta cercando una donna da che età, Peppe? Io ne ho 39, magari dai. Che poi una ragazza che abbia, io lo dico perché parlo sincero, che abbia la testa, cervello, anche magari dai 28 anni fino ai 40. Dai 28 fino ai 40. Sotto è difficile. Tu preferenza di città non ne hai, No, quindi da qualsiasi parte può telefonare. Sì. Basta che ti tratta bene, non ti alza le mani, esatto. No, perché uno parla, ragiona, dice, Esatto. però se poi dice che poi non c'è l'affezionamento pure. Certo. Che poi dice fa noi e te mano non alzerei, però difenderei, proprio mi alza le mani lei. Certo. Vabbè, abbiamo detto tutto, per cui ripeto, ragazze dai 28 fino ai 40, se vi piace Giuseppe, ripeto, Giuseppe è un bravo ragazzo, 39 anni e
davvero una persona squisita che tratta bene le donne ed è pronto anche a prenderle. Però vi raccomando, una volta che lo frequentate, non andate là. Insomma, non si trattano così gli uomini, dico bene? Sì, perché io poi sono, perché io come quello c'ho un cuore buono, sono un ragazzo veramente essere sincero. Certo. Trovare un ragazzo come me, lo dico proprio, è difficile. Perfetto. Non aggiungiamo altro, aggiungiamo solo telefonate a Giuseppe, perché Giuseppe è qua e ha bisogno di voi. Questo è tutto per i cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Giuseppe. ciao ciao. Oh yeah.